Cina, Spagna, Corea, Polonia, Giappone, Ucraina, Georgia, Italia, cantanti lirici provenienti da tutti i paesi del mondo hanno partecipato alla prima edizione del concorso internazionale Cantanti Lirici Gino Marinuzzi, organizzato dal Sicilia Classica Festival, a essere premiata alla finale che si è svolta ad Agrigento al Teatro Pirandello anche una giovane originaria dell'Ucraina che vive a Ferrara, Yulia Merkendova Restivo, il soprano scelta ex aequo con la collega sarda Claudia Urru per il ruolo dell'opera di Violetta della Traviata di Verdi. Ha detto che utilizzerà parte dei proventi del suo lavoro per aiutare il mio paese e i miei cari tra gli oltre 130 partecipanti al concorso selezionati per la sezione in ruolo d'opera. Il concorso è stato realizzato grazie al supporto dei comuni di Agrigento e di Terrasini, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi, del Museo Daumale, Museo Regionale di Terrasini. A coordinare il tutto è stato il direttore artistico Nuccio Anselmo. Sicuramente sono molto felice, anche perché dopo 2 anni di pandemia e di stop per noi giovani è stato senza dubbio molto difficile ricominciare la nostra attività, e quindi sicuramente utilizzerò questi soldi comunque per continuare a studiare, viaggiare e cercare sempre nuove opportunità. Beh, io intanto ringrazio Sicilia Classica Festival per aver scelto tra le tante possibilità di fare questo evento l'amico Nuccio Anselmo, con il quale già collaboriamo da diverso tempo per la realizzazione di eventi importanti di un determinato calibro. Chiaramente oggi ospitare questa gara che accompagnerà chiaramente dei soggetti a partecipare a questo festival di taratura internazionale è un grandissimo pregio per la nostra città di Agrigento e per il Teatro Pirandello, che ci vede ospiti appunto di questo evento. È chiaro che per noi la disponibilità del teatro, la disponibilità della nostra città è anche un momento di promozione sia del territorio nostro, ma principalmente della cultura e anche della cultura della musica. Oggi ci ritroviamo dopo i 2 anni di pandemia finalmente con i teatri pieni, ed è una gioia per chi ha mancato a questi appuntamenti vedere appunto la gente tornare a teatro frequentemente e quindi poter godere di tutta l'arte, di tutta la cultura di cui abbiamo tanto bisogno.